Si conclude sulla strada statale 121 il giro per i cantieri siciliani del vice ministro delle infrastrutture e trasporti Giancarlo Cancelleri. Una settimana di sopralluoghi nelle principali arterie dell'isola per verificare personalmente l'andamento dei lavori, in alcuni casi riconsegnare ai territori alcuni tratti di strada. Il vice ministro, ricordiamo che pochi giorni fa è stato ad Agrigento all'apertura della Galleria Spinasanta, chiusa da diversi mesi. Poi un incontro presso la prefettura di Agrigento nel pomeriggio con i sindaci di oltre 40 comunità, i vertici dell'ANAS per un annuncio storico, quello dell'inizio della fase di progettazione della strada a 4 corsie Castelvetrano-Gela, previsti già 15 milioni di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture per il primo studio di fattibilità progettuale, una prima fase insomma che dà il via a un progetto più ambizioso che sarà poi presentato successivamente tra i prossimi mesi di gennaio e febbraio. All'incontro in prefettura anche i rappresentanti del cartello sociale, Don Mario Sorce, che ricordiamo lo scorso gennaio con un'imponente manifestazione popolare dalla Rotonda dei Templi al distributore, ha dato l'input per lo sblocco di numerose arterie stradali che vedevano appunto il blocco della viabilità nella nostra provincia. Oggi le prime risposte arrivano anche per le arterie siciliane. Siamo sulla Palermo-Agrigento, abbiamo finalmente completato dei lavori, stamattina apriamo 3 km di nuova strada, accorciamo sensibilmente 2 attività di semaforo molto importanti e quindi rinormalizziamo, portiamo di nuovo un po' di modernità, un po' di normalità, come piace definirla a me. E questa qui è insomma una questione molto importante, perché finalmente riusciamo, dopo mesi di duro lavoro, a raccogliere i frutti. Io vi ricordo sempre la stessa cosa: noi andremo ad aprire questa carreggiata totalmente e restituendola direttamente di nuovo ai cittadini siciliani e a tutte le persone del luogo entro dicembre del 2021. È un impegno che ho preso, un impegno che non voglio dimenticare, ed è per questo che sto lavorando giornalmente, che sto lavorando insieme con ANAS, col consulente generale, con le aziende che ci lavorano tutti i giorni, veramente in maniera molto importante. Avete visto che più di una volta sono venuto qui in cantiere. Stamattina alcuni giornalisti mi chiedevano, dice, quante volte sarà venuto? 3 volte ufficialmente, ma io sono venuto più di 10 volte ormai. Perché? Perché purtroppo dobbiamo riuscire ad essere concreti, purtroppo dobbiamo dimostrare alla gente che le cose davvero possono cambiare e che finalmente anche qui al sud, anche qui in Sicilia, si possono fare le cose importanti, si possono fare le cose per bene, si possono fare le cose velocemente. Questo è un cantiere che dura da 10 anni. Veniamo in punta di piedi ad aprire questi tratti, chiedendo scusa al territorio per quello che i governi passati non hanno fatto, ma prendendoci la bella responsabilità di poter dire c'eravamo noi quando li abbiamo aperti, perché è anche questo che in qualche modo deve essere riconosciuto da quello che serve, diciamo, per fare una buona politica, per fare una politica sul territorio, per fare una politica poi del fare, perché i fatti poi raccontano quello che stiamo facendo. Questa è la concretezza, questo è un fatto, lo dovete raccontare perché questo è un fatto. Guardate le auto che passano, queste sono le prime automobili che stanno passando ed è una cosa molto importante. Adesso abbiamo portato finalmente ad avere delle lavorazioni quotidiane e continue che ci permettono ogni settimana di raccontare dei passi avanti.